Ed eccola Paola, Oreste, la Cinzia, Franco e Mario, il più bello. Il più giovane. Il più giovane, quello sì. Ah, ma c'è anche Giovanna! C'è anche lei, buonasera. Per lei stasera? Con i tuoi amici, quando mangiate vi bevete un po' del vino anche voi. Cambio operatore. Aspetta che mi faccio un Vediamo, vediamo, una volta tanto assieme, perché sennò le figlie chissà cosa pensano. Facciamo una panoramica. Puoi anche zoomare se vuoi, No, non sul me. Sì, sono io che mi muovo stavolta. Non zoomare niente. Non ti scordare papà. No, no. Adesso faccio io la panoramica. Stando attento. Eh sì, andiamo a prenderlo. Su Astana. Ci dici come ti chiami? Mi chiamo Suastana. Su Astana. Perfetto. Almeno abbiamo il ricordo anche del cameriere, no? Certo. Pardon. Per chi non avesse capito, chi sta riprendendo è quello che manca, che non c'è più seduto, cioè Franco. Adesso ce lo mettiamo. Dai che ce lo mettiamo, dai che ce lo mettiamo. Dai, vatti a sedere. Eccoci qua. Ok. Pardon. E adesso facciamo vedere chi è l'operatore, se ci riesco. Eccomi qua. Ma noi ci siamo abituati, una volta fatto la Ok, adesso sì che... perché la verità devo invitare piedi per ore. Grazie operatore. Prego, prego. E siamo al... dopo questa crociera fantastica. Io? Ce l'abbiamo fatta. Anche a tornare a casa. Ah sì sì. I dubbi c'erano ma sono passati. Sono sbagliati. Cinzia! Con la chiave nella porta e trovo tutto tranquillo. Soprattutto quello. Mario! Ci può fregare di meno. Quando ho la salute e stiamo tutti bene, i problemi si risolvono. Si risolvono. Ho una delle due figlie ha sposato un agente immobiliare di Rapallo, Santa Margherita, che aveva la bicicletta da Rapallo. Non c'è mica dentro la borsa azzurra. Dov'è? Mi sono visitato, Tira fuori l'acqua. l'altro ieri sono andata. Io ho questo ma non so se è caldo. Bene. C'è solo da prendere la pastiglia. Questa è vecchietta, dobbiamo darle la pastiglia.